Botta e risposta tra il sindaco di Montallegro Cirillo sulla costruzione dell'impianto di trattamento della frazione organica che dovrebbe sorgere in contrada a Rocca di Gallo a Montallegro e l'impresa Catanzaro Costruzioni che in un suo comunicato stampa afferma per mezzo del rappresentante l'amministratore unico avvocato Giuseppe Panebianco che forte del sì della regione siciliana dichiara come a nome della Catanzaro Costruzioni prendo atto con soddisfazione dell'adozione della delibera del 12 febbraio 22 pubblicata oggi con la quale la Giunta regionale ha rigettato l'opposizione proposta dal Comune di Montallegro contro gli esiti della conferenza dei servizi decisoria che ha autorizzato la realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti umidi in contrada a Rocca di Gallo. Viene così confermato l'esito positivo dell'iter autorizzativo, per quanto dilungatosi oltre 4 anni, continua Panebianco, durante i quali la società ha profuso ogni sforzo organizzativo e tecnico per corrispondere al meglio alle aspettative del territorio, che potrà finalmente fare affidamento su un nuovo impianto che rafforzerà la raccolta differenziata e aiuterà l'ambiente. Ma non ci sta il sindaco di Montallegro Cirillo, che in un suo comunicato stampa afferma come ho appreso che la giunta regionale investita dell'opposizione del comune di Montallegro avverso la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi relativa al progetto di impianto Ford presentato dalla ditta Catanzaro ha ritenuto di non accoglierla senza addurre alcuna valida motivazione. Al di là dei profili tecnico-giuridici rimasti ignorati, che comunque saranno portati all'attenzione del giudice amministrativo, con grave rammarico posso affermare che il governo regionale non si è dimostrato all'altezza del compito cui era stato chiamato, dimostrando di non aver saputo né voluto cogliere il valore politico che avrebbe assunto la sua decisione. Quale sindaco di una comunità che sono orgoglioso di rappresentare, rimango quindi fedele all'impegno preso con i miei cittadini, rassicurando loro che saranno intraprese quelle conseguenziali iniziative legali nelle sedi competenti per dimostrare i profili di illegittimità della ditta che rendono l'impianto della ditta Catanzaro non realizzabile nel territorio di Montallegro.